Allora, siamo con il tecnico del Sarzana, Vianna, è arrivata una sconfitta che ferma un po' la vostra marcia positiva, perché siete insomma lassù a lottare per i playoff, insomma è stata una partita molto combattuta. Sì, sì, sì. Innanzitutto buonasera a tutti. Vabbè, noi non possiamo giocare per i playoff, anche se arriviamo in zona playoff non lo possiamo giocare, però la idea è continuare a stare su e in quella parte di sopra fare il meglio possibile. L'anno scorso non si è fatto tanto bene, quest'anno i ragazzi stanno rendendo molto bene. Questa è una pista insidiosa molto grande. Penso che il Matera ha fatto un gioco intelligente, noi non siamo riusciti a romperlo e è andata così. Ci ferma, però vabbè, tutto sommato sono partite che possono succedere, non eravamo al 100% e abbiamo sofferto. Qual è un po' l'obiettivo appunto della vostra squadra? Lo scorso anno siete arrivati, se non mi sbaglio, appunto in fondo, però insomma quest'anno insomma, diciamo, il gruppo è quasi lo stesso, Sì. siete molto migliorati. Sì, sì, grazie a Dio i ragazzi hanno capito già da subito qual era la idea, qual era la strategia a seguire, hanno cambiato molto di testa, dobbiamo continuare a cambiare, a migliorare, a crescere di testa. L'obiettivo nostro è far crescere i più piccini, i più ragazzi, i più piccoli. Vabbè, diciamo che oggi ci appoggiamo con i tre grandi, il portiere Pistelli e Perroni, e gli altri devono crescere, devono fare i minuti e lasciarli queste stagioni al meglio possibile, così la società un domani può utilizzare questi giocatori che stiamo crescendo oggi a un futuro. Quella è l'idea. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie.